Sconti bollette, luce, gas e bonus sociale, nuovo decreto in arrivo, novità dal 1° aprile. A giugno al via le tratte a prezzo equo per Milano e Roma, l'annuncio del presidente della regione Renato Schifani. Sospesa per 10 giorni la maestra di Castelvetrano vicino al criminale Matteo Messina Denaro nel periodo di latitanza. L'assessore regionale al ramo si rivolgerà al ministro per allontanarla dal mondo della scuola. Corso di aggiornamento per docenti, l'iniziativa di Eurolingue del liceo Empedocle di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sconti, bollette, luce, gas e bonus sociale nel nuovo decreto in arrivo. Le novità dal 1° aprile 2023 ce le racconta Lello Casesa. Anche se i prezzi del gas e della luce sono i più bassi rispetto alle politiche del governo, adesso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intenzione di stabilizzare il prezzo attraverso un decreto che sostenga imprese e famiglie dopo il 31 marzo prossimo, data nella quale andrà a scadere la norma in vigore e gli sconti previsti dalla legge di bilancio. L'intenzione questa volta è di cambiare il metodo degli aiuti a famiglie e soprattutto a imprese. Tra le misure allo studio si va dal bonus famiglie che premia il risparmio alla soglia per i crediti d'imposta fino al nodo degli oneri di sistema. Il provvedimento è quasi pronto per essere portato in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana. Si valuta in particolare il rinnovo del bonus sociale per le famiglie con le soglie ISEE che stabiliscono il reddito complessivo, mentre per le imprese si studia un credito d'imposta che possa essere regolato sul prezzo del gas. L'idea è di fissare una soglia oltre la quale lo sconto aumenta, mentre al di sotto non è previsto. Per le famiglie, come annunciato dal Ministro dell'Economia Giorgetti, si pensa ad un bonus famiglie basato sui consumi, incentivando il risparmio. Si attendono le proiezioni di fattibilità dell'ARERA, l'Agenzia per i Servizi Energetici, e l'avvio potrebbe slittare da aprile in poi. In questo momento ci sono ancora i tavoli tecnici sul tema degli oneri generali di sistema che fanno le simulazioni. Ci porteranno la proposta e su questo la valuteremo. Ancora non è stata accettata, lo spiega il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchietto. Sul piede di guerra invece le associazioni dei consumatori pronti alla lotta ed alla difesa delle famiglie. Non si accontentano del provvedimento ed anzi non si fidano dell'abbassamento delle bollette del gas e della luce. Hanno paura di una possibile impennata con un balzo eccessivo di luce e gas. Alessio Lattuca, presidente del Movimento per la Sostenibilità, continua la battaglia contro la costruzione del rigassificatore a Porto Empedocle. Arturo Cantella. Alessio Lattuca del Movimento per la Sostenibilità Ambientale di Agrigento, una lunga lettera scritta all'Enel, ecco, se ce la sintetizza in maniera breve. Non è una lunga lettera scritta solo ad Enel, la lettera è stata scritta anche alla classe dirigente dove questo nostro benedetto paese, non nazione, ne abbia una, o la regione. Abbiamo scritto sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Regione, perché l'attuale Presidente della Regione, Schifano, ha scritto delle cose che ci hanno turbato un poco, cioè ha scritto che in Sicilia c'è la mala burocrazia. Intanto la mala burocrazia dipende da chi lo organizza, quindi il Presidente della Regione ha delle responsabilità assolute perché è il capo di questa burocrazia. E quando lui stigmatizza il fatto che la burocrazia non dà risposte, non si sono messi sull'attenti alle richieste o agli ordini di Enel, dice una cosa che inquieta, perché noi non dobbiamo pigliare ordini da nessuno. E l'Enel non è una società pubblica di per sé, è una società privata perché è controllata dal Tesoro, ma poi ieri i dividendi li hanno dati ai privati, 0,40 per ogni dividendo. E poi dico ancora di più, Enel Nuova Energia, che è la società che ha chiesto di rinnovare le autorizzazioni, che sono tutte scadute, è bene che si sappia, e devono cominciare da capo e noi glielo faremo cominciare. Lei è una società di una SRL di 10.000 euro di capitale sociale, cioè una scatola vuota che in questi anni, da quando ha presentato il progetto a Porto Empedocle, non ha fatto nulla, continua adesso una scatola vuota. Allora perché io scrivo? Perché dai rumors in corso
viene fuori che tra gli asset che sta vendendo Enel c'è anche Nuove Energie, perché Enel in teoria non potrebbe più occuparsi di gas, perché emette titoli ESG, che sono titoli green, e per emetterli ci sono società terze che devono certificare che in effetti applica quello che nel codice etico dichiara, cioè ambiente, green, consumatori, stakeholders, con tutte cazzate che praticamente dice ma non fa. Allora, se ha venduto, deve dire perché lo vende agli agrigentini, non a tutto il mondo necessariamente, ma a noi deve dire cosa vuole fare del nostro territorio, perché passa l'idea che il rigassificatore sia una cosa valida, non lo è pericoloso, inquinante e inquina più di una centrale a carbone. È pericoloso per il mare, perché se applicasse la teoria degli ultimi giorni sulla salvaguardia degli oceani e del mare, non potrebbe farlo in assoluto, perché inquina ogni giorno sversa 600.000 litri di candeggina a mare, con grave pregiudizio per la flora, per la fauna e per la temperatura del mare. Quindi tutte cose gravissime che metterebbero in discussione il presente e il futuro delle generazioni che hanno l'avventura di vivere in questo posto. Quindi è bene che il Presidente della Regione, piuttosto che lamentarsi che non gli hanno dato subito l'autorizzazione, faccia il suo dovere e tuteli questa Regione, se ne è capace. Ad Agrigento in corso di montaggio altre 9 colonnine di ricarica per auto elettriche. Arturo Cantella. Prosegue il programma dell'amministrazione comunale Miccichè di potenziamento delle colonnine di ricarica nel territorio del comune di Agrigento, con la conclusione a breve dei lavori a opera di Enel per UE Italia di collocazione di 9 colonnine di ricarica per le auto elettriche in aggiunta a quelle già presenti e funzionanti sin dal 2021. Le nuove centraline di ricarica per i veicoli elettrici saranno posizionate in via Cicerone, angolo piazzale Vittorio Emanuele, in piazza Gallo, in viale Pietro Nenni, in via Empedocle, via Piersanti Mattarella, strada statale 115 San Leone, piazza del Vespro, via 25 Aprile, via Salvo d'Acquisto, piazza Don Giovanni Minzoni. Cresce la richiesta della collocazione delle centraline di ricarica per i veicoli elettrici, ci spiega l'assessore all'energia del comune di Agrigento Gerlando Principato, segno che il primo passo per rendere la città di Agrigento sempre più smart ed ecosostenibile è stato fatto. Cresce anche lo stimolo e l'utilizzo dei veicoli elettrici che non sono inquinanti e quindi garantiscono un maggiore rispetto dell'ambiente a tutti i livelli, conclude l'assessore Principato. Mi riempie di orgoglio ed emozione il vedere anche nella mia città veicoli elettrici in sosta nelle aree di ricarica dedicate, un ulteriore servizio con energia al 100% provenienti da fonti rinnovabili offerto ai nostri concittadini, ma anche ai molti turisti che stanno ritornando a visitare il nostro territorio. Carovoli, il presidente della regione Renato Schifani, afferma da giugno al via le tratte a prezzo equo per Milano e Roma gestite da Aero Italia. Vediamo. Continua la battaglia per il calo volo dei biglietti aerei da parte della regione siciliana. In queste settimane il governatore ha inviato una lettera di chiarimento alla società ITA, che gestisce le tratte da Palermo e Catania verso Roma e Milano, ma ha ricevuto picche. E la risposta di Schifani non si è fatta attendere. Continuò a battermi nell'interesse dei siciliani. È inconcepibile che una società a capitale pubblico come ITA, ricapitalizzata dallo Stato, mi abbia risposto dicendomi che devono obbedire alle logiche di mercato, prevedendo un biglietto di andata e ritorno verso Roma e Milano di euro 400. Se pensano che far pagare a un siciliano un biglietto 400 euro e che tutto questo sia la logica di mercato, si sbagliano proprio. Se tariffe così elevate devono servire a recuperare errori strategici che hanno portato a buchi di bilancio, noi non ci stiamo, non possiamo essere solo noi a pagare gli errori di chi ha amministrato la compagnia in passato. Lo dice Renato Schifani. La nostra battaglia continuerà fino alla fine. Da parte di ITA ha dichiarato e registrato un margine di disponibilità, aumenteranno il numero dei voli ad aprile, ma non basta. Noi andremo avanti in una battaglia di civiltà per garantire principi costituzionali come la libertà di movimento. Abbiamo il diritto-dovere di pretenderla, dice ancora Schifani, per far tornare i nostri ragazzi che studiano fuori, far arrivare i turisti, a crescere il nostro PIL. Su questo siamo impegnati quotidianamente e continuerò a farlo fino alla fine.
Si parla ancora della figura di Laura Bonafede, la maestra dell'Istituto di Castelvetrano in provincia di Trapani, paese natale del boss Matteo Messina Denaro. La docente, che sarebbe stata vicina al criminale nel periodo di latitanza, è stata sospesa dal suo incarico per 10 giorni dal dirigente scolastico. L'assessore regionale al ramo, Mimmo Turano, si rivolgerà al ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, per ulteriori procedure. I dettagli nel servizio. La vicenda del coinvolgimento della maestra della scuola di Castelvetrano nella latitanza di Messina Denaro costituisce una priorità all'attenzione della Regione Siciliana e dell'assessorato all'istruzione. Non ammette sconti nelle parole né nei fatti l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Nel giorno più simbolico ed importante, oggi, ricorre la giornata dedicata a tutte le vittime innocenti di mafia, innumerevoli volti deturpati dalla criminalità organizzata, innumerevoli i bambini uccisi, le donne massacrate, gli uomini assassinati, innumerevole intanto il profilarsi di una rete di protezione che ha garantito per 30 lunghi anni sostentamento e protezione al boss oggi ergastolano Matteo Messina Denaro. Allora io non valgo niente? Ma proprio male mi è finita. Apprendiamo dall'Istituto Comprensivo Capuana Pardo di Castelvetrano, con cui siamo in costante contatto, che la dirigente scolastica ha firmato la sospensione cautelare dal servizio dell'insegnante Laura Bonafede. Dice ancora l'assessore regionale Turano, dopo i procedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della docente in servizio alla scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Castelvetranese. Si tratta di un primo passo che sarà certamente seguito da un provvedimento disciplinare emesso dall'ufficio scolastico regionale che, proposto a questo compito, ha ancora aggiunto l'assessore, da parte mia scriverò al ministro dell'istruzione e del merito Valditara perché possa prendere ulteriori provvedimenti necessari affinché questa persona non abbia più alcun contatto con il mondo della scuola, tenuto conto del clamore negativo e del turbamento che il provvedimento giudiziario a suo carico ha suscitato nella collettività, in particolare nell'ambiente scolastico, e delle conseguenti ripercussioni sull'intera istituzione scolastica regionale, di cui possono essere compromesse la credibilità ma anche l'immagine. Abbiamo il dovere, conclude l'assessore Turano, di difendere il lavoro di tanti docenti degli istituti siciliani che quotidianamente trasmettono valori di legalità e di etica agli alunni e che sono alla base della scuola. L'insegnante Laura Bonafede, che avrebbe intrattenuto rapporti e una fitta corrispondenza con il superboss Matteo Messina Denaro, è stata sospesa in via cautelare per 10 giorni. Il massimo applicabile, il provvedimento, è stato varato da Vania Stallone, dirigente scolastica della scuola Capuana Pardo, dove la donna, che è indagata dalla Procura di Palermo, insegna, ed è stato poi ratificato dal direttore regionale dell'ufficio scolastico Giuseppe Pierro. Alla base della sospensione c'è la vasta eco mediatica suscitata dal presunto legame dell'insegnante con il boss mafioso Matteo Messina Denaro, ed è stato preso al fine di tutelare l'immagine della scuola e di garantire il sereno svolgimento dell'attività scolastica, come spiegato dallo stesso Pierro. Per poter avviare un procedimento disciplinare nei confronti della maestra si attende la documentazione da parte della procura sulla posizione giudiziaria di Bonafede. A quel punto, in base alla gravità delle contestazioni formulate dagli inquirenti, la maestra potrebbe essere sanzionata e, nella peggiore delle ipotesi, anche licenziata. Dall'ordinanza di custodia cautelare emessa venerdì a carico di Lorena Ninfa Lancieri emergevano anche alcuni pizzini tra Laura Bonafede e Messina Denaro. Laura Bonafede, cognome che si lega in modo indissolubile a Messina Denaro, sarebbe persino apparsa gelosa del rapporto tra il boss e la Lancieri, Diletta, nome in codice nei pizzini. Un rapporto che evidentemente andava ben oltre gli inviti in casa, a pranzo e a cena, o la quarantena a causa del Covid-19, da essi condivisa, a mangiucchiar biscottini al burro e a bere tè caldo.
Laura, da quanto emerso dai Pizzini, avrebbe voluto l'esclusiva, desiderava guardare un film con il suo Matteo, gli scriveva di volergli bene, avrebbe preferito che quel fantasma trentennale per la giustizia almeno con lei si palesasse e non bucasse invece gli appuntamenti come è accaduto. Poi fatalità, quell'incontro al bancone dei formaggi al supermercato, una uscita normale, quella del boss, di inaudita freddezza. Lui era se stesso in tutto e per tutto. Era il boss vestito da uomo, da rispettare, il lupo travestito da agnellino, spesso smielato e dolce, ma gallina dalle uova d'oro. Panetti di hashish con le effigi di Rina e Messina Denaro a Marsala, in manette un incensurato di 28 anni. C'è il servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Marsala, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno scoperto un vero e proprio deposito all'ingrosso di sostanze stupefacenti che fungeva da laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi. Da diversi giorni i militari controllavano l'ingresso di un magazzino della periferia di Marsala, fino a quando hanno fermato un incensurato del posto. Di anni 28, dopo aver aperto con le chiavi il deposito, aveva fatto ingresso nello stesso rimanendo per circa un quarto d'ora. Una volta uscito, i carabinieri lo hanno bloccato a bordo della propria macchina. A seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto nella tasca del giovane un involucro contenente 50 grammi di cocaina pura. Nel magazzino i carabinieri si sono trovati dinanzi un vero e proprio stock di stupefacenti di vario tipo, tra cui panetti di hashish, recanti addirittura le effigi di Salvatore Rina e di Matteo Messina Denaro e del noto personaggio del Padrino. I militari hanno complessivamente sequestrato 13 kg di hashish, 700 grammi di cocaina pura, 700 grammi di marijuana contenute in diversi sacchetti di plastica. Nel magazzino è stata anche trovata una macchina per il confezionamento sottovuoto, 2 bilancini elettronici e diverso materiale utile per il taglio della sostanza. Nella stessa serata sono state effettuate altre perquisizioni in varie abitazioni e autovetture nella disponibilità del soggetto fermato, rinvenendo appunti e contabilità al vaglio dei carabinieri. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200.000 euro. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto l'arresto e la custodia cautelare in carcere. Operazione della squadra mobile e della polizia stradale di Caltanissetta, 9 misure cautelari, riciclaggio di automobili di provenienza illecita, sequestrati dei veicoli anche ad Agrigento. Arturo Cantella. La polizia di Caltanissetta ha eseguito 9 misure cautelari emessi dal GIP su richiesta della procura nell'ambito dell'operazione Fake Car, che ha smantellato un'organizzazione che avrebbe riciclato autoveicoli acquistati attraverso truffe ai danni di società finanziarie provenienti da furti. 5 dei 9 indagati sono indiziati a vario titolo di aver promosso, costituito e partecipato l'associazione per delinquere che operava tra il territorio campano e siciliano. I reati contestati sono quelli di falsità materiale connessa dal privato in atti pubblici, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa, ricettazione e riciclaggio. 2 di loro sono finiti in carcere, 3 ai domiciliari. Gli altri 4 indagati interessati dal provvedimento cautelare sono sottoposti all'obbligo della firma. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dalla Polstrada. Sono stati individuati complessivamente 54 veicoli di provenienza illecita rivenduti a ignari cittadini per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Gli acquirenti hanno subito anche il sequestro delle vetture. I veicoli individuati durante le indagini sono tutti circolanti in diverse regioni italiane e in quasi tutte le province siciliane. Il pubblico ministero, oltre a richiedere l'applicazione delle misure cautelari personali, hanno richiesto al GIP di disporre il sequestro preventivo di 9 autovetture del valore complessivo di 200.000 euro. La questura ha anche allegato le fotografie di 2 degli indagati, che sono Eugenio Amico e Michele Giarratana, al fine di individuare altre persone offese, vittime della truffa, considerando che i 2 indagati hanno più volte utilizzato documenti falsi per stipulare i relativi contratti.
Crolli al Palazzo Liberty del Viale della Vittoria ad Agrigento, avvenuti il 18 e il 30 settembre 2019. Al via processo per 4 imputati. Vediamo. Si è aperto davanti al giudice monocratico Manfredo Coffari il processo scaturito dai 2 cedimenti che hanno interessato il Palazzo Liberty del Viale della Vittoria di Agrigento, esattamente in piazza Cavour, che sono avvenuti il 18 e il 30 settembre dello scorso 2019. Un primo passaggio in aula è stato fatto, ma a causa di un rinvio richiesto da uno degli imputati, il dibattimento entrerà nel vivo il prossimo 15 maggio. Sono 4 le persone a processo: Vincenzo Sinatra, Tito Cece, Giuseppe Nicotra e Cosimo Nicotra. Un quinto imputato, Giuseppe Bellia, ha scelto invece di essere giudicato con il rito abbreviato. Intanto viene formalizzata la richiesta della costituzione di parte civile alle famiglie Iacono Manno e De Francisci, rappresentati dagli avvocati Davide Casà e Valentina Taibi. Si aggiunge anche quella di Rossella Birritteri, rappresentata dall'avvocato Angelo Farrugia. Secondo la procura sarebbero 2 le cause alla base del cedimento: i lavori di costruzione dei solai di calpestio del piano quarto sottotetto risalenti agli anni 2007 e 2008 sono stati realizzati abusivamente senza valutare in alcun modo il disturbo arrecato al sistema di coronamento dell'edificio a causa del taglio della muratura, per l'inserimento dei dormienti in acciaio e per l'appoggio stesso dei solai. Pertanto il proprietario e committente dei lavori, Vincenzo Sinatra, l'impresa esecutrice che non è stato possibile individuare, e il tecnico architetto Tito Cece, che successivamente ha predisposto gli elaborati grafici e di calcolo di tali solai, hanno agito con negligenza, imprudenza, imperizia, innescando una situazione di instabilità del sistema di coronamento dell'intero edificio. La seconda causa sarebbe stato il maldestro taglio di un cornicione avvenuto lo scorso anno. Il taglio del cornicione in calcestruzzo all'angolo del nord-est dell'edificio, avvenuto lo scorso 17 dicembre 2019, è stato realizzato dagli operai della ditta Nicotra Costruzioni su ordine di Cosimo Nicotra, responsabile stesso della ditta, che dichiara di averlo concordato con il direttore dei lavori, l'ingegnere Bellia. Tale intervento è stato effettuato senza dovuta consulenza tecnica di ufficio sulle cause del crollo di 2 cornicioni di coronamento dell'edificio, senza procedere ad alcuna analisi o valutazione preventiva sull'effettiva condizione di stabilità del cornicione, né di natura tecnica né di natura computazionale, e senza quindi predisporre eventuali protezioni o apprestamenti di messa in sicurezza delle strutture, procedendo pertanto con imprudenza e imperizia ed esponendo la struttura di coronamento al meccanismo del rovinoso crollo. Gioco d'azzardo, confiscati 7 milioni e mezzo all'imprenditore Enrico Splendore. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA per 7 milioni e mezzo di euro nei confronti dell'imprenditore del settore delle scommesse Enrico Splendore, di 56 anni. Il provvedimento è diventato irrevocabile con sentenza della Cassazione. Splendore è stato condannato per il reato di esercizio di giochi d'azzardo con sentenza del 26 giugno del 1990 e per associazione a delinquere ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. La sentenza è del 4 luglio del 2019 per essere stato a capo di un'organizzazione finalizzata alla gestione di scommesse clandestine attraverso una capillare rete di raccolta parallela rispetto a quella dei centri di scommesse autorizzate, che si avvaleva a sua volta di programmi informatici elaborati ad hoc, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, affermano i giudici. Il procedimento di prevenzione ha fatto emergere, secondo l'accusa, grazie agli approfondimenti economico-patrimoniali svolti dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, il GICO, una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni e le attività nella disponibilità di Splendore, tra cui l'omonimo bar nella zona di Corso dei Mille. La confisca è scattata per 4 immobili a Palermo, 2 rapporti bancari, l'intera azienda individuale, bar Splendore e diverse quote di partecipazione al capitale sociale di un'azienda che opera nel settore dei trasporti e 3 autoveicoli.
Eurolingue School è una scuola di lingue e centro autorizzato esami Cambridge con 7 sedi in Sicilia. Ieri appuntamento per la formazione dei docenti con il Liceo Empedocle di Agrigento. Arturo Cantella. Diana Iacono, oggi un'importante iniziativa, un corso di aggiornamento professionale organizzato da Eurolingue con la collaborazione anche del Liceo Classico Empedocle, che vede la presenza di qualificati professionisti del settore. Ecco, ci parli di questa iniziativa che durerà tutto il giorno e della sua importanza da un punto di vista anche didattico. Finalmente dopo tanti anni di Covid e di seminari fatti online abbiamo l'opportunità e l'occasione di rincontrarci in presenza, è la prima volta dopo tanti anni e quindi c'è una bella partecipazione e entusiasmo per riprendere le attività di formazione in presenza. Tra l'altro l'entusiasmo è rafforzato anche dalla presenza di importanti relatori come Simon Brown, che tanti conoscono in Sicilia, insomma molto presente sul territorio, e soprattutto di Sara Ellis, che è la responsabile dell'assessment a livello nazionale, appunto l'ufficio di Bologna, ed è la prima volta qui ad Agrigento, quindi una presenza importante appunto per celebrare questo ritorno alle attività della formazione in presenza. Grazie anche soprattutto alla collaborazione del Liceo Classico e Musicale Empedocle, alla nostra dirigente scolastica, al Dipartimento di L2 che appunto hanno sostenuto e ci hanno supportato nell'organizzazione, e grazie soprattutto anche allo staff, agli insegnanti Eurolingue che come sempre hanno dato il loro supporto nell'organizzazione e la gestione. Quali saranno le tematiche del seminario? Si parlerà di motivare e coinvolgere gli studenti, che è sempre molto importante perché insomma, senza la motivazione non si va molto lontani, e soprattutto per quanto riguarda poi l'apprendimento della lingua inglese. Quindi si presenteranno diverse attività didattiche e metodologie appunto per un insegnamento sempre più efficace e per creare un'atmosfera di apprendimento in cui i ragazzi siano veramente coinvolti in prima persona. Un'iniziativa sicuramente importante da un punto di vista didattico, cui partecipa anche il Liceo Classico Empedocle. Sì, diciamo che il Liceo Classico e Musicale Empedocle ha sponsorizzato l'evento, quindi abbiamo un po' patrocinato questa giornata di formazione perché crediamo molto nella formazione, una formazione dei formatori, in quanto i docenti sono i primi formatori chiaramente nelle scuole, e queste giornate servono proprio a questo, a creare degli spazi di studio, di confronto e anche di socializzazione chiaramente tra i docenti. Dopo la pandemia è una ripresa in tutti i sensi. Riteniamo anche che il tema, la motivazione e l'entusiasmo, il coinvolgimento dell'azione didattica sia proprio un tema fondamentale che vale per tutte le discipline oggetto di studio, in particolar modo per l'inglese, con questa internazionalizzazione del curricolo che il Liceo Classico da sempre porta avanti. Ricordavo che ai miei tempi, quando io ho frequentato il Liceo Classico, l'inglese si studiava solo per i primi 2 anni, quindi un po' poi la materia si abbandonava in quanto considerata quasi poco utile. Adesso invece l'inglese si studia per tutti e 5 gli anni e molteplici sono le occasioni di studio anche all'estero, quindi con la mobilità individuale e scolastica. Per questo ritengo che la scuola sia veramente sempre al top della formazione e leader anche in questo senso. Tra l'altro voi avete proprio un corso di studi dedicato a Cambridge che è diciamo, un po' un fiore all'occhiello della vostra scuola. Il Liceo Internazionale Cambridge della nostra scuola ha già sostenuto l'anno scorso i primi esami, quindi ha diplomato tra virgolette i primi studenti e continuerà quest'anno, quindi sta raggiungendo degli ottimi traguardi. Ecco perché, ripeto, queste occasioni di formazione con personaggi di spicco come quelli che oggi sono qui presenti per la prima volta ad Agrigento sono occasioni che non devono essere lasciate cadere nel vuoto, e vedo anche dal riscontro e dalla partecipazione dei docenti presenti qui di molte scuole della città e della provincia che naturalmente questa occasione è stata colta, quindi la scuola dà delle opportunità non solo agli studenti ma anche ai docenti. Lei fa un po' il tutor? Sì, esattamente, dopo 6 anni siamo ritornati a Agrigento con grande piacere con la nostra lettrice Sara Ellis del Cambridge University Press and Assessment, che stiamo qua offrendo l'opportunità di recuperare un po' dopo tanti anni della mancanza sul territorio, la formazione verso il nostro esame Cambridge, che riusciamo insomma a dare supporto sul territorio non solo agli insegnanti
insegnanti, però anche le scuole statali, le scuole private, che insomma dobbiamo garantire un servizio che anche migliorando le competenze linguistiche sul territorio, insomma, attraverso la nostra valutazione, insomma, Cambridge. Una lingua che è sempre in evoluzione, la vostra è una lingua ormai universale, chi non sa l'inglese insomma è in grosse difficoltà. Esattamente, perché richiede una preparazione molto mirata per avere la competenza linguistica per affrontare sia il mondo della scuola anche il mondo del lavoro, è quella che insomma la nostra valutazione, il nostro assessment che insomma riesce a garantire ai ragazzi questo sviluppo in modo insomma di essere competitivi nel mondo del lavoro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Sanità, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, inaugura il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania. Vediamo. Quando si taglia un nastro si raggiunge un traguardo chiaramente al quale hanno lavorato i miei predecessori, e quindi occorre dare atto al governo del quale io sono continuità, al governo Musumeci, di aver lavorato bene. Si lavorerà ai concorsi che non vanno né interrotti né sospesi, perché l'accesso alla sanità pubblica e al pubblico impiego avviene, come previsto dalla Costituzione, attraverso selezione concorsuale. Vi è anche l'esigenza a volte di attingere a medici non italiani purché il loro titolo venga riconosciuto. La carenza dei medici è strutturale, ma non è colpa della Sicilia. Evidentemente in passato la programmazione dei numeri chiusi per la sanità è stata sbagliata, è stato riconosciuto giorni fa qui in Sicilia dal ministro, dal mio amico Anna Maria Bernini, che ha riconosciuto come non colpa personale ma dei governi precedenti, anche dell'apparato diciamo accademico, che nella programmazione dei numeri chiusi probabilmente si è sbagliato, e oggi dopo tanti anni se ne paga il prezzo. Tanto è vero che il ministro Bernini ha dichiarato che è pronta a rivedere per il futuro queste entità dei numeri chiusi, allargare. Il secondo punto di emergenza che ho visitato a Catania e veramente devo dire sono straordinari. E anche Palermo sta comunque avviandosi a tutta una serie di interventi di miglioramento delle strutture, grazie ovviamente al PNRR, insieme a tante altre cose che cercherò insieme ovviamente al Presidente Schifani di portare avanti, che sono quelli dei punti territoriali di cui anche lì il PNRR ci garantisce un discreto contributo economico, ma soprattutto una volontà organizzativa che porterà fuori dagli ospedali quello che sono cronicità e fragilità. E nessuno vuole eliminare strutture sul territorio, certamente dando a ciascuna di esse il giusto ruolo e la giusta funzione nell'assistenza ai cittadini. Frazione dell'Umido a Mili, frazione di Messina, gli abitanti fanno muro, saranno invasi dai rifiuti, c'è il servizio. Noi siamo stanchi che da 30 anni dobbiamo subire le esalazioni, le forti esalazioni, ma che sono proprio esalazioni che sono a livello anche salutare, sono devastanti. La gente è quasi ammalata di malattie respiratorie, di allergie, si è ammalata anche di tumori. Bisogna fare delle indagini per vedere qual è la causa. Mi spiego, io non sono niente, non sono nessuno a dire praticamente è stato per questo. Però se si faranno delle indagini dettagliate, specifiche, vedrete che qualcosa esce fuori. Questi impianti di lavorazione della frazione umida sono importantissimi, per carità di Dio, che ben vengano, però voi vedete che panorama c'è qua, che siamo in pieno centro abitato, la situazione anche della statale 114, abbiamo a due passi la curva della morte, dove ha mietuto in questi anni centinaia di vittime. Come faranno questi mezzi pesanti, perché si tratta di mezzi pesanti, a fare manovra? L'assessore Caminiti dice che si tratterà solamente di 50.000 tonnellate l'anno di rifiuti. 5 mesi l'anno non saranno 50.000 tonnellate, ma saranno 200.000 tonnellate di umido. Perché dobbiamo pensare anche che c'è tutta la roba biodegradabile come la frutta, ortaggi, che porteranno qua sul posto. Quindi giustamente quando arrivano tutti questi turisti e consumeranno, giustamente, che è giusto, è una ricchezza per la Sicilia, tutta sta roba la buttano a mare o se la rimangiano un'altra volta. E dove è il sindaco qua? Dove ci sta tutelando adesso? Io questo voglio dire. Voglio lanciare, anche perché lui è nato qui in questa zona, ci passa sempre. Diciamo che è un compaesano. Come fa un compaesano a ferire
il luogo dove lui ha vissuto l'infanzia, le estati. Pronti a fare le barricate? No, ma sicuramente, guardi, qui ci sono bambini, ci sono le mamme che sono agguerrite. Apparentemente sembro da solo. Qualcuno mi diceva su Facebook: Mimmo, ma non ti segue nessuno. Non è così, perché su Facebook verba volant, giusto no? Poi i fatti si vedranno i fatti quando accorreranno centinaia di persone. Quindi creare un altro impianto qui, in questa zona, un impianto che impatterà sia a livello sanitario che a livello traffico, ma pare che è una geniata sbagliata. Quindi i posti ci sono, c'è Santa Teresa, c'è Roccalumera. Trekking a Montesara, Vera Star Uzzupitrino, custode dell'antica arte dell'intreccio della Giummara. Vediamo. E oggi siamo su Montesara, in territorio tra Cattolica Eraclea e Ribera. Abbiamo organizzato questa giornata avendo avuto la possibilità di conoscere Uzzupitrino, che è uno degli ultimi custodi della lavorazione dell'intreccio della Giummarra. Tanti soci ci hanno chiesto appunto di volerlo conoscere, di voler imparare le nozioni base di questa lavorazione artigianale. Uzzupitrino è molto contento e anche noi lo siamo, perché comunque si riescono in qualche modo a tramandare queste lavorazioni antiche che purtroppo si stanno perdendo, e finalmente qualcuno invece si sta cominciando ad approcciare a questa lavorazione. Siamo veramente contenti. Nel pomeriggio, grazie all'assessore Cinzia Guerreri, avremo la possibilità di fare una passeggiata nel centro storico di Cattolica Eraclea per visitare i cortili che da poco sono stati rigenerati, e poi avremo la possibilità anche di poter assaggiare delle prelibatezze del paese. Cioè palmanana, in effetti in italiano, nata chiamata Giummarra. E si tira cioè il cuore di questa Giummarra, si fa seccare, dopo quanto si secca si fa diventare così, come questa, 1 a 1. Questa poi a 1 a 1 comincia a intrecciarla e fa nascere o un panarino, sotto caffettiera. Un corso per i giovani quale è? Impararci come si lavora, spiegandocelo. C'è chi riesce, a me mi interessa se ne imparano poco, 3, 4, 5 per dire si imparano, che poi effettivamente si possono imparare pure rullati, gli stessi possono imparare agli altri. Mano a mano che si imparano si perfezionano, le fanno più belle, perché se no non farei, ma tenesse per mia. E poi che ne faccio? Da un che ne vanno di queste cose, quando me ne vado. Oggi abbiamo zucchine grigliate, poi abbiamo melenzane grigliate e peperoni grigliati, poi abbiamo il primo sale fatto qua a Casareccio, qua a Cattolica Eraclea, nostrano, primo sale con il pepe, poi abbiamo le panelle fatte in casa da noi, poi abbiamo le olive nostrane, tutti i tipi di prodotti tipici, la ricotta nostrana. Sulla carne poi abbiamo solamente la salsiccia per oggi, poi prossimamente organizziamo qualcosa molto più ampio e diverso. Oggi è una giornata grandiosa a Montesara, perché è uno di quei posti dove riusciamo a trovare veramente tantissimo della macchia mediterranea. Immaginiamoci che siamo riusciti a trovare già 3 varietà diverse di orchidee. È stato molto bello. Poi grande particolarità di questo posto è riuscire a vedere come la natura si riesce a rigenerare dopo il passaggio del fuoco. Montesara è un'area boschiva che ha subito un gravissimo incendio circa 4 anni fa, se non ricordo male. È molto interessante vedere proprio come la natura si riesce a rigenerare dopo il passaggio del fuoco. Ringrazio Visit Agrigento per questa opportunità. Abbiamo fatto oggi una bellissima escursione sul Monte Sara, dove abbiamo avuto l'occasione di poter ammirare anche le diverse specie floristiche, quindi la biodiversità, e abbiamo poi trascorso un bellissimo momento di convivialità. Abbiamo pranzato al Monte Sara e subito dopo pranzo ci siamo diretti qua a Cattolica Eraclea, dove abbiamo fatto il giro dei cortili che da
giugno ad oggi stiamo cercando di rivalutare assieme a tutto il gruppo Decoro Urbano. Sono contenta di aver portato qui questa bella comitiva che sta apprezzando non solo i cortili che abbiamo provato a rigenerare, ma soprattutto le bellezze architettoniche delle nostre piazze, delle nostre chiese. Quindi grazie ancora a Visit Agrigento, grazie a tutti i componenti e tutti i soci che ci hanno onorato oggi della presenza qui a Cattolica Radio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.